Cari amici, ben trovati in un nuovo appuntamento di Radio Chef. Allora, la Pasqua si avvicina e quindi noi siamo ancora più pronte per raccontarvi tante cose buone da portare a tavola. Intanto voglio salutare Maria che è qui in studio con me. Pronta, prontissima. Maria, eccoci. Ciao Barbara, buongiorno a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata. Allora, oggi iniziamo parlando dell'aspetto, più interessante della Pasqua, ovvero anche la possibilità di assaggiare dei dolci, della tradizione, ma non solo, perché Pasqua è anche un momento in cui ci si ritrova con parenti, ma anche amici, no? Perché si dice Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, che magari arrivano dalle svariate parti d'Italia proprio per scoprire la nostra regione, il Friuli Venezia Giulia. Oppure famiglie che provengono da diversi luoghi del nostro bellissimo paese, che poi per quanto riguarda la cucina è in assoluto la cucina più buona del mondo, oltre che salutare, e ci ispirano con le loro ricette. E questo è un po' quello che anche, accade tra le ricette degli ascoltatori di Radio Chef, che sono quelle del Friuli Venezia Giulia, ma spesso raccogliamo anche le ricette di chi magari si è trasferito in questa regione per vivere, lavorare, oppure chi è di passaggio e ha voluto lasciarci la sua ricetta. Infatti, pensando al caldo, alle atmosfere del lungomare di Napoli o la tradizione campana, abbiamo deciso proprio di ispirarci a questa ricetta. Ma non vi racconto di più io, perché sa tutto Maria. Sì, momento sfida oggi qui a Radio Chef, perché vi raccontiamo la ricetta della pastiera napoletana. La ricetta è di Olimpia, che ci scrive, lei originaria di Caserta, e che ci vuole proporre la sua versione un po' più cremosa, un po' più delicata rispetto alla solita pastiera che conoscete. Cosa vi servirà per prepararla? Per il ripieno 500 g di grano cotto, già ammollato e già lessato, 300 g di ricotta ben scolata, mi raccomando sceglietela ben corposa, della buccia grattugiata di un limone non trattato, e poi 400 g di zucchero e acqua di fiori d'arancio a piacere, ma circa 2 cucchiai è la dose classica. Qui mi raccomando non bisogna esagerare perché è buona, è profumata, ma ovviamente il troppo stroppia anche in questo caso. Per la pasta frolla 3 uova, farina circa 400-450 g per un impasto bello liscio, della vanillina una bustina. La nostra Olimpia usa l'olio di semi per preparare la frolla, circa 100 ml, e un goccio di liquore all'anice. Questo è opzionale ma dà un tocco veramente molto profumato. Iniziate mettendo il grano cotto in un pentolino con un po' di latte, una noce di burro, un cucchiaio di olio. Aggiungete la buccia di limone grattugiata e lasciate cuocere a fuoco lento per circa 10-15 minuti finché il composto non diventerà bello cremoso, e lo lasciate raffreddare. Nel frattempo setacciate la ricotta, questo è fondamentale per avere una crema bella liscia senza grumi, e la mescolate con lo zucchero. Aggiungete il grano raffreddato e l'acqua di fiori d'arancio e mescolate tutto bene fino ad avere un composto bello omogeneo. Se volete potete aggiungere anche un po' di cannella, un po' di vaniglia per profumare ulteriormente la vostra ricetta. Poi impastate le uova con la farina, l'olio, la vanillina e un goccio di anice a piacere, e lavorate finché non otterrete una bella pasta morbida e non appiccicosa, una bella frolla liscia. Se serve potete aggiungere un po' di farina e lasciate riposare in frigorifero avvolta nella pellicola per circa 30 minuti. Stendete a questo punto 2/3 della frolla, rivestite una teglia imburrata, versate il ripieno e livellatela bene. Con la frolla restante create le strisce o delle decorazioni a piacere e li sistemate sopra il ripieno, quindi decorazione della pastiera. Per la cottura poi, questa parte è molto delicata, infornate in forno statico preriscaldato a 170 gradi per circa un'ora e 15 minuti a seconda del vostro forno, e quando è ben dorata spegnete il forno e la lasciate dentro con lo sportello socchiuso per almeno 15 minuti. Questo è un passaggio da non sottovalutare per ottenere quella bella frolla croccante. La pastiera poi va lasciata riposare almeno 24 ore, meglio ancora se 48 ore, va gustata a temperatura ambiente o leggermente fresca. Prima di servirla una spolverata di zucchero a velo e direi che il gioco è fatto. Vi dicevo che questa versione è leggermente diversa rispetto a quella classica perché viene arricchita spesso, soprattutto nel ripieno, con l'aggiunta di uova, tuorli o uova intere. C'è chi poi aggiunge anche i canditi, ad esempio l'arancia candita o canditi in generale, e gli aromi più vari, dicevamo vaniglia, scorza d'arancia, acqua di fiori d'arancio, e chi invece prepara la frolla al burro. Questa è stata preparata
con l'olio, quindi potete veramente sbizzarrirvi con la creatività, ma questa è la sfida che vi lanciamo questa settimana a Radio Chef, quindi provare a fare qualcosa di buono come questa pastiera napoletana che la nostra Olimpia ci ha lasciato, ci ha deliziato con questa ricetta, e che potete provare direttamente a casa, così per sperimentare un po' di Pasqua, di tradizione italiana a casa vostra. E invece con gli amici di Affila Utensili Natisone abbiamo studiato un po' di storia, perché la pastiera napoletana, come diceva Barbara, è uno dei simboli, dei dolci simbolo della tradizione partenopea, tipicamente preparato per la Pasqua, ma oramai si trova, diciamo, un po' tutto l'anno. C'è chi va a Napoli e vuole provarla proprio sempre, questa pastiera. La leggenda vuole che sia nata in un convento napoletano. Le suore mescolavano grano, simbolo di rinascita, con ingredienti semplici come la ricotta, le uova e lo zucchero, e profumavano tutto con i fiori d'arancio tipici dei giardini del Golfo. Ma c'è anche una versione pagana, un po' più così della storia. Si dice che le sirene del Golfo di Napoli offrissero agli uomini un dolce con questi ingredienti come dono di pace e fertilità. Quindi scegliete la storia che preferite e poi la ispirate anche secondo la vostra tradizione. A questo punto cosa ci serve? Beh, sicuramente ci servono gli utensili giusti per preparare la nostra pastiera, e questi li trovate da Affila Utensili Natisone, che ogni settimana ci accompagna con i consigli e con i migliori utensili da portare direttamente in tavola, dalla cucina fino agli hobby più specifici. Pasqua, quindi possiamo sbizzarrirci veramente, dal preparare la tavola con qualcosa di speciale, a tagliare un buon prosciutto cotto proprio tipico della tradizione triestina, e scopriremo durante questa puntata non solo direttamente con le vostre mani, oppure preparare delle ricette un pochino più sfiziose anche in questo fine settimana. E poi pensiamo anche al giardinaggio, quindi prenderci cura del nostro spazio verde, del nostro angolo all'aperto, e invitare tutti quelli che amiamo. Potete andare direttamente a trovarli in strada Cividale, a Cividale, sulla strada Cividale Peroleis, nella zona artigianale Leproso di Premariacco, e potete dare uno sguardo già al sito affilautensili.com. Ma noi non ci fermiamo qui, perché parlando di aria aperta, di costruire il nostro spazio aperto, di respirare questa primavera, un po' di stile moderno e di design, l'ho andata a scoprire Barbara in questo viaggio speciale con un nostro ospite, un nostro amico ormai qui ai microfoni di Radio Chef. Benvenuti al nostro appuntamento con Radio Chef. Siamo, ma l'avrete riconosciuto, da Francesco di Marmi Francescut, e siamo qui proprio per parlarvi dell'arredo da giardino stavolta. Che cosa c'entra con Radio Chef? Ma è semplice, perché noi oggi vi racconteremo come preparare ad esempio una cena per gli amici direttamente all'esterno, grazie anche dei piani cottura esterni in marmo, ma anche come arredare il vostro giardino, il vostro spazio verde, grazie a tutte le soluzioni che Marmi Francescut vi offre, dalla pavimentazione a eventuali complementi d'arredo, a delle bellissime sedute che mescolano il marmo con il calore del legno. Vero Francesco? Certo, tutto vero. Abbiamo, come già presentato altre volte, questa soluzione del cooking surface, cioè del piano nascosto sotto il top in grès porcellanato, che lo rende assolutamente adatto anche all'utilizzo in esterno, anzi, non avendo nessun elettrodomestico appoggiato sopra al top, è paradossalmente anche più protetto da un'eventuale acquazzone improvviso, piuttosto che alle intemperie delle notti o dei giorni, ecco. E tra l'altro è anche molto semplice da usare, da pulire. Voi riuscite anche a progettarlo in modo che sia trasportabile. Certo, ci sono anche dei moduli trasportabili, ok? Ci sono delle cucine combinate, progettate proprio per essere trasportate in outdoor, oltre alla cucina tradizionale fissa che si può avere sotto un porticato piuttosto che sotto un tetto, insomma, esterno. Con tutto il comfort ovviamente di questa cooking surface e la sua resistenza che abbiamo raccontato, certo, agli acidi o ai tagli o quant'altro. Per quanto riguarda invece l'arredo giardino, quali sono le novità che proponete quest'anno e le più apprezzate consuetudini? Sì, al di là delle pavimentazioni per esterno che possiamo fare, quest'anno siamo reduci da poco da Orto e Giardino, dalla fiera di Pordenone, dove abbiamo presentato 2 linee di tavolini nuovi per esterno, uno basso ed uno alto, da aperitivo piuttosto che da momento conviviale, in cui abbiamo abbinato, grazie ad una nostra azienda con cui collaboriamo nel settore del legno, la struttura in legno al top di copertura sia delle sedute che del tavolino in grès porcellanato. Questo lo rende molto protetto, ovviamente, con tutte le prestazioni che ha il grès,
E la cosa particolare è che viene tutto tagliato su vena, quindi viene realizzato tutto da un'unica lastra, e quindi quando i tavoli sono aperti assieme alle sedute si vede la continuità della vena per tutta la struttura. Bene, bellissimo insomma da vedere, e poi dà veramente quel tocco naturale anche a un giardino che solo il marmo sappiamo sa dare. Allora, per venire a progettare il nostro spazio verde basta venire a trovarvi, no? Vogliamo ricordare dove e come fare insomma per Certo. progettarlo insieme. Certo, noi da 3 generazioni siamo a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, e per qualsiasi cosa vogliate anche solo avere notizie piuttosto che Approfondimenti. sì, approfondimenti, potete passare nella nostra showroom, dove potete appunto vedere sia la parte indoor che la parte outdoor dei prodotti che facciamo. Benissimo, allora grazie Francesco, noi ci ritroveremo perché vi parleremo ancora di cucine, di ricette e di tutto quello che si può preparare grazie alle idee anche di Francesco Francescut. Grazie e buon Grazie a voi. lavoro! Non vediamo proprio l'ora di godercela anche questo momento all'aria aperta, questo spazio verde. Grazie quindi a Francesco di portarci sempre in questo stile così particolare e con tantissime anche novità che ci parlano di futuro, di tecnologia. Quindi se volete anche abbellire i vostri spazi, andate a seguire le nostre puntate di Radio Chef e seguitelo anche sulle sue pagine social che ci dà sempre qualche novità in più. Ma parlavamo ancora di Pasqua, di goderci questo momento, di passarlo con le persone che amiamo, ma anche nei luoghi che amiamo, perché oltre alle tantissime tradizioni tipiche, abbiamo parlato della pastiera, ma qui in Friuli Venezia Giulia ne trovate tantissime, dato che parlavamo di dolci così che si mangiano tutto l'anno, sicuramente qui la pinza della tradizione triestina è un altro dolce che si riscopre tutto l'anno, dolce pasquale per eccellenza, che viene anche accompagnata per una merenda, si può anche accompagnare con una versione salata, con il prosciutto tagliato a mano di Trieste, è veramente un tocco molto interessante proprio da sperimentare in questi giorni, ma poi anche la putizza, il presnitz, queste 2 versioni lievitata e un po' più invece croccante del dolce tipico di Natale e di Pasqua, da provare assolutamente, mentre se saliamo in montagna c'è un altro luogo che ci accompagna nella tradizione e soprattutto ci invita a goderci l'attimo, come si dice carpe diem anche in questa Pasqua. Allora andiamo subito a salutare la nostra benvenuta direttamente dal David di Camporosso. Ciao, benvenuta, ben ritrovata. Ciao a tutti, è un piacere risentirvi e rivedervi. Ormai siamo vicini a Pasqua e quindi noi il giorno di Pasqua siamo a casa con le nostre famiglie come sempre, perché insomma è importante, però da lunedì siamo qui. Il nostro territorio in questo periodo è bellissimo da visitare. Una delle cose che io propongo a chi viene qua su è il sabato santo alle 15 in tutte le chiese della valle c'è la benedizione dei cibi ed è un'occasione molto particolare per vedere un po' le donne del paese, ma la presentazione di tutto questo, per cui è una cosa che si fa per noi, non la facciamo sicuramente per i turisti, però è molto bello poter vedere qualcosa di autentico che rende avvicina questo territorio. Noi siamo qui, io sono in mezzo ai nostri fiori, perché una delle offerte del David è anche l'offerta dei fiori da decorazione, che veramente è una cosa che ci rende veramente felici, perché la gente è molto contenta di questo, li porta a casa, riesce anche a fare delle composizioni molto belle, e noi su questo non abbiamo parlato e volevo appunto in questo modo raccontarvi anche questa parte del David che non conoscete. Quindi noi vi attendiamo in questa primavera, perché come ho detto anche nelle scorse occasioni, questo è il momento per camminare qui nella nostra valle, perché veramente l'erba non è alta, si può andare ovunque, c'è appunto il tarassico, come abbiamo detto anche la scorsa volta, che è da raccogliere proprio adesso e portare a casa per depurarsi un po'. Noi abbiamo le nostre insalate, come solito, una delle particolari per questa primavera è l'insalata delicata, che facciamo col prosciutto cotto pasquale, è leggermente affumicato con le erbe ed è una cosa tipicamente pasquale, per cui vi invitiamo veramente a venire ad assaggiarla. Auguri a tutti, quindi vi attendiamo e siamo pronti per la prossima stagione che sarà bellissima. Ciao! Il prosciutto cotto pasquale mi aveva decisamente già convinta, e a proposito di tradizioni di Natale, di Pasqua, c'è qualcosa, anzi c'è una pianta in particolare che davvero noi la prendiamo sempre come pianta natalizia, ma in realtà è una pianta primaverile ed è una cugina dell'asparago in generale. Di cosa sto parlando? Sto parlando del pungitopo. Non so se lo sai, ma il pungitopo non è soltanto una pianta
che si vede a Natale, ma anzi proprio in primavera spunta ricca nei nostri boschi, anche ad esempio nella provincia di Trieste, tutta la zona del Boschetto, vedrete veramente piena di questi bellissimi cespugli dalle bacche rosse. Tra l'altro in alcuni luoghi d'Italia ci sono delle vere e proprie sagre del pungitopo, perché in questo periodo dalla pianta spuntano i nuovi rami che sono veramente tenerissimi all'inizio. Le foglie del pungitopo per questo sono appuntite, nate proprio per proteggere i germogli dai golosi e dai quadrupedi, ma anche i bipedi, perché insomma anche noi ovviamente li utilizziamo. Il pungitopo, vi stavo raccontando, è un cugino dell'Asparagus officinalis e proprio come il suo parente può essere protagonista di molte ricette, specialmente per chi ama un sapore più amarognolo. Anche l'asparago coltivato, ovviamente, se lo lasciassimo crescere, si indurirebbe e diventerebbe una pianta dalle bacche rosso scarlatto che potremmo usare per le decorazioni natalizie. Lo sapevi, Maria? No, io me lo immaginavo solo nel periodo invernale. E Quindi invece, no, l'asparago diventa come il pungitopo e fa le bacche rosse se lo lasci crescere. non l'ho mai provato. Ecco, invece si utilizza anche perché le sue foglie fanno anche molto bene alla salute e alcuni fastidi di stagione, ad esempio il naso chiuso. Fa Interessante molto in questo bene. periodo Per comunque. le vene varicose, perché è un potentissimo vasocostrittore naturale, quindi se avete raffreddore c'è il pungitopo che vi può aiutare. E poi si può preparare anche con il pungitopo, ma insieme all'asparago, quello che era un famosissimo sciroppo medievale. Era uno sciroppo diuretico e più in voga in quel periodo, si chiamava lo sciroppo delle 5 radici. Se volete tornare un po' indietro nel tempo, quindi come delle antiche maghe, delle erbe, quindi delle fattucchiere, potete preparare questo sciroppo medievale con le radici pestate di 100 g di asparago, 100 g di pungitopo, 100 g di prezzemolo, 100 g di sedano, 100 g di finocchio, 3 litri d'acqua, 2 kg di zucchero. A questo punto andremo a bollire le radici in 3 litri d'acqua per 20 minuti, le pesteremo di tanto in tanto, spegniamo il fuoco, lasciamo in infusione per circa 15 minuti, filtriamo con un telo e aggiungiamo lo zucchero, bolliamo per altri 3 minuti, filtriamo di nuovo e conserviamo il tutto al fresco. Il nostro sciroppino diuretico, che so che tanti ci tengono, no? È pronto. Torniamo invece al nostro asparago, parente del pungitopo, che adesso abbiamo scoperto, perché è lui che è il vero protagonista di un appuntamento che ogni anno segna l'arrivo della primavera in Friuli Venezia Giulia. Sto parlando di Asparagus, una vera e propria celebrazione del meraviglioso turione. L'asparago che simboleggia questa stagione fresca e anche fragrante, ricco di gusto. Quest'anno la rassegna festeggia ben 25 edizioni e come da tradizione si è aperta il 4 aprile, dove è iniziato tutto, ma saranno 9 venerdì consecutivi dove l'asparago sarà protagonista nei menù di alcuni tra i ristoranti più rappresentativi della nostra regione e non soltanto. L'appuntamento di questa settimana è proprio oggi, venerdì 18 aprile, da Nando a Mortegliano, un locale storico sinonimo di eleganza e di cucina del territorio. Qui l'asparago incontrerà la creatività dello chef tra piatti che esalteranno sia il bianco imponente che il più rustico e deciso verde, senza mai dimenticare il re dei grandi classici che io adoro, asparagi e uova. E non mancano nemmeno i compagni perfetti a tavola, i grandi vini bianchi friulani come il friulano in prima linea, ma anche qualche rosso in cerca d'avventure, come lo definiscono appunto gli organizzatori con simpatia. E lo sapevate che le zone di produzione più vocate per l'asparago in Friuli Venezia Giulia sono Tavagnacco, Tricesimo, La Tisana, Fiumicello e altre? Io sì, ovviamente, lo sapevo. Un prodotto insomma dal fascino nobile, si dice che perfino l'imperatrice Maria Teresa d'Austria ne fosse ghiotta, ma dal cuore semplice e contadino che unisce tradizioni e benessere, ricco di sali minerali, di fibre, di acido folico e di qualità depurative. Il simbolo di questa edizione è un piatto speciale decorato dal maestro Giorgio Celiberti, che celebra 25 anni di storia di questo evento che continua a rinnovarsi, portando in tavola non solo sapori ma anche cultura, territorio e passione. Trovate le informazioni anche sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, cercando Asparagus e tutto l'elenco insomma degli eventi. Noi invece ci spostiamo però, visto che ci siamo ispirati alle passeggiate primaverili, e abbiamo anche un lungo ponte quest'anno tra Pasqua, 25 aprile, poi c'è il 1 maggio e potete approfittare proprio per una bella vacanza, magari ad assaporare i profumi della primavera che sboccia nella nostra montagna. A Sappada in particolare Cardis ha pensato a voi con un menù tutto speciale, tutto pasquale.
Alimentari Cardis infatti è il luogo perfetto se avete deciso di passare le vostre vacanze a Sappada. Prima di una bella passeggiata, di una gita, di un'escursione, potete passare da loro e fare una bella scorta da portarvi dietro proprio per mangiare all'aperto insieme senza dimenticare il piacere del gusto. Ma se poi tornate la sera stanchi e non avete voglia di mettervi appunto ai fornelli, potete approfittare proprio del menù gastronomico che prepara sempre per voi Alimentari Cardis a Sappada. Quindi non dimenticate, se passate nella bellissima cornice di Sappada per gustarvi una Pasqua ma soprattutto l'arrivo della bella stagione in montagna, di passare da Alimentari Cardis. Ma a proposito di Pasqua e di uova da colorare, abbiamo una sezione speciale che ci offre Mein Sonntag dalla vicina Carinzia. Maria, come si possono dipingere le uova in modo ecologico, direi. Vero, vero, c'è una tradizione particolare in Carinzia per questa Pasqua. In tantissimi luoghi, infatti, le famiglie si riuniscono prima delle feste per preparare proprio dei regali da mettere sulle tavole della Pasqua. Si parla di cibo e ovviamente anche qualche regalino in più magari per i più piccoli. Oltre al prosciutto, al rafano e al Reindling, non possono mancare ovviamente le uova, ci ricorda Mein Sonntag. Abbiamo un metodo per colorare le uova in modo anche un po' più diverso che oggi ci propongono, e per questo scopo sono adatti materiali naturali come ad esempio le bucce di cipolla e anche delle erbe che possono essere utilizzate per creare effetti straordinari sulle uova, come vi stiamo facendo vedere anche nella nostra diretta video. Cosa vi serviranno? Vi serviranno delle uova, meglio se bianche o comunque il più chiare possibile, una pentola, un cucchiaio, bucce di cipolla gialla, aceto, dei vecchi collant elastici e delle erbe fini o delle foglie di piante da fiore. Dovete far bollire 1 litro d'acqua, aggiungere 2 cucchiai di aceto e almeno 4 manciate di bucce di cipolla. Lasciate sobbollire dolcemente per circa 10 minuti. Nel frattempo preparate le uova. Le lavate accuratamente, le uova crude, lavate le erbe aromatiche e le mettete sulle uova bagnate. In questo modo sarà più facile che le erbe proprio aderiscano all'uovo. A questo punto tagliate i collanti in quadrati, avvolgeteli attorno all'uovo legando insieme l'estremità dei collant con un elastico. Ora mettete le uova nel brodo di cipolla, le fate cuocere per 10 minuti e vedrete che i gusci d'uovo potranno poi rimanere nell'infuso anche una volta cotti, e questo conferisce un colore intenso all'infuso. Le uova ne assumono rapidamente il colore. Togliete le uova con un cucchiaio, le fate scolare su carta assorbente, le togliete dalla confezione, eliminate le erbe aromatiche e disponete nel vostro cestino pasquale che avrete preparato. E così anche la redazione di Mein Sonntag ci augura una buona Pasqua. Secondo me è un qualcosa da provare perché è così molto interessante, intrigante, e un modo perfetto anche per passare questi giorni insieme ai più piccoli, ispirandosi un po' alla natura e a tutto quello che succede in questo periodo di primavera. Direi che il mix primavera, gusto e cose da fare è molto interessante in questi giorni. Direi proprio di sì, allora aspettiamo anche il mix del giusto meteo per poter vivere al meglio queste belle giornate. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima con Radio Chef, vi auguriamo una buona Pasqua, ma anche di continuare a seguirci sul nostro sito radio.0.it e sui nostri social, dove troverete altri contenuti e tante altre idee. Ciao a tutti, buona Pasqua! Ciao a tutti! Ciao!